Diventare mercatini della frutta e verdura, quello si fa nel mercato rionale. E le fiere, non può essere che noi investiamo un sacco di soldi in fiere, facciamo 18 fiere, che è giusto farle, ma è come farle non è giusto. Poi vengono dall'assessore di turno, vengono a dirci: assessore, i nostri stand sono i peggiori d'Italia, per non dire altre frasi. E allora gli faccio una riflessione: invece di farne 18, ne facciamo la metà, però le facciamo di qualità, perché noi andiamo a vendere il marchio Sardegna, l'immagine della Sardegna. E quando va un artigiano e gli faccio fare brutte figure, fa brutte figure anche l'artigiano, la sua specializzazione, il suo mestiere che mette in mostra, allora io lo devo esaltare. Il brand di Sardegna, il marchio Sardegna sarà uno dei marchi che, come Facebook, l'app, l'ha identificato, e noi dobbiamo identificare il nostro marchio dappertutto, dobbiamo parlare la stessa lingua. Qui è la Torre di Babele sul turismo, ognuno è a balla sola, non se ne capisce più niente. E là dobbiamo credere nelle nostre risorse naturali, nella bellezza del territorio, oltre la costa, perché si parla di allungare la stagione, non c'è solo la costa ti dà 3-4 mesi. Chi ha saputo ottenere i 3-4 mesi? Noi dobbiamo vendere un progetto politico turistico di andare oltre la costa, di vendere tutta la Sardegna, l'immagine. Spesso vengono da me, il calcio, Dinamo, altre associazioni, tutti vogliono soldi, facciamo convenzioni, poi però di fatto vai a controllare la convenzione e gli ho detto: guarda che io vorrei fare l'osservatorio turistico. Cos'è? Cos'è? È l'osservatorio. Io ho lavorato in edilizia e c'era l'ingegnere di parte, il perito, l'assistente contrario che faceva l'interesse dell'impresa, e qui vorrei uno che faccia l'interesse dei soldi che io spendo. Perché? Perché nel protocollo che facciamo tra voi, la convenzione che facciamo tra noi e voi, c'è scritto che voi stesse certificate che i soldi che vi diamo vanno bene. È troppo comodo. Voi avete mai visto uno che certifica il contrario, che i soldi che gli diamo va male, quindi non ne prendo il prossimo anno? È chiaro che questo non può più funzionare così, non si può, perché se io spendo non devo avere un ritorno economico. La regione, io gestisco i soldi vostri, i soldi della collettività, noi gestiamo i soldi vostri. Allora l'investimento che facciamo deve avere un ritorno di immagine forte. L'immagine è economia, PIL che entra in Sardegna, diffusa tra tutto il territorio, perché non può essere che si porti avanti ancora un sistema di clientelare e speculativo a discapito dei sardi, perché questo è successo in Sardegna. 24 milioni per la promozione, 24 milioni di euro spendiamo e abbiamo a disposizione su un bilancio di 84 milioni.